Maurizio Onnis, sindaco di Villanova Forru, 635 abitanti nel mezzo della Marmilla. Il motivo per cui siamo qui questo pomeriggio è incontrare il circuito Sardex. Ho sollecitato io l'incontro perché ho bisogno di insufflare un po' di ossigeno nell'economia asfittica di questo posto e Sardex può essere uno degli strumenti adatti a raggiungere l'obiettivo. Sono venuto qui per dare testimonianza di quanto è bello e importante il circuito Sardex per l'economia sarda. La mia azienda come benefici ha aumentato il fatturato, la visibilità, ha potuto curare meglio il dettaglio di tante cose come ad esempio l'abbellimento esterno del giardino, l'acquisizione di clienti nuovi tramite Sardex in euro. Abbiamo potuto fare tanti piccoli investimenti che prima vedevamo lontani, ora sono attuali e facili da fare. La cosa più importante di tutte, e la dirò adesso all'inizio dell'incontro, è arginare lo spopolamento. Fermarlo è impossibile, invertire la tendenza non se ne parla, ma perlomeno arginarlo. Noi qui abbiamo perso 50 persone negli ultimi 5 anni. Il 5% della popolazione in un quinquennio. Bisogna che qualcuno venga a vivere qui, bisogna che quelli che vivono qui facciano figli, ma per avere questo bisogna creare posti di lavoro. E lavoro è l'unica cosa, nessuno vuole vivere qua se non ha un lavoro e una prospettiva. Se nei prossimi 5 anni di amministrazione mettessi a posto tutte le piazzette del paese e restaurassi tutte le facciate, ma non avessi creato uno straccio o non fossi riuscito a stimolare la creazione di uno straccio di posto di lavoro, avrei fallito come sindaco. Ci possiamo rivedere fra 5 anni per fare il sunto, se vuoi.